Torna tra le mura amiche il Lascari Cefalù dopo il pareggio del turno infrasettimanale che di fatto ha fatto allontanare la testa della classifica occupata dal Città di Villafranca. Di fronte c'è il Monforte San Giorgio, lo stadio Ilardo di Lascari, e si parte subito con la formazione di mister Comito che attacca sul lato sinistro del campo al minuto 7 con questo cross perfetto di Camiolo alla ricerca di Danny Moccia, il quale non impatta bene il pallone che viene bloccato dal portiere ospite. Ancora attacca la squadra di casa qui con una serie di inserimenti, poi alla fine la palla torna da Mocciaro che batte il portiere, sarebbe 1-0 ma non per il direttore di gara che annulla perché Taibi in fuorigioco ostacola la visuale del portiere ospite, dunque si rimane sul punteggio iniziale ma ancora attacca il Lascari Cefalù con questa azione direttamente da rimessa laterale, prova a liberarsi in qualche modo Mocciaro, poi la palla arriva dalle parti di Taibi che a tu per tu col portiere la sparacchia fuori da posizione a dir poco favorevole, passa per un minuto e passa in vantaggio la squadra di casa qui con la giocata di Mocciaro, ancora la parata e arriva Taibi per il gol dell'1-0. Segna Dario Taibi, segna ancora dopo il gol segnato in casa della Futura nel turno infrasettimanale. L'ex attaccante del Castellammare si fa dunque perdonare ma insiste la Lascari Cefalù ancora con un'azione sulla destra, poi il pallone arriva dalle parti di Orara Johnson, conclusione bloccata dall'estremo difensore ospite che poi un minuto dopo dall'altra parte vede i compagni alla prima vera sortita offensiva della partita. Il pallone arriva in mezzo dove c'è Di Natale che uncina col sinistro, batte man mano, minuto 25 arriva il pareggio del Monforte San Giorgio con Di Natale che all'improvviso trova il gol. Non si fa intimorire però il Lascari Cefalù che ci mette qualche minuto per riorganizzare le idee, colpo di testa di Mocciaro sul finale di primo tempo che viene bloccato dal portiere ospite. Passiamo con le immagini al secondo tempo con questa bella giocata che libera Orara Johnson, il cui tiro cross non è né un tiro né un cross, viene bloccato facilmente dal portiere. Al 64esimo fallo di mano in area di rigore da parte di un difensore del Monforte San Giorgio e penalty per la squadra guidata da Comito, e dal dischetto non può che presentarsi e calciare Danny Mocciaro, il quale spiazza il portiere, firma il 2-1, torna a segnare anche tra le mura amiche la stella di questo Lascari Cefalù che dunque torna a condurre nel parziale allo stadio Mario Ilardo. È 2-1 a metà del secondo tempo e direttamente dal calcio di ripresa del gioco c'è il recupero palla da parte del Lascari Cefalù. Va a occuparsene Pastorella che se ne va tutto solo, va a guardare la porta, la cerca ma non la trova e dunque spreca subito questa opportunità per fare 3-1 2 minuti dopo. Azione alla mano, stile rugbyistico al limite dell'area di rigore per il Lascari Cefalù, azione che poi andrà a liberare Mocciaro che da lì solitamente non sbaglia, questa volta però non inquadra lo specchio della porta, reclama una deviazione del portiere che però non arriva, prova a rifarsi vivo il Monforte San Giorgio con questa conclusione dalla distanza di Dall'Oglio bloccata con un tuffo plastico da parte di Mario Mammano. Poi dal calcio d'angolo qualche minuto dopo, minuto 84, sfiora il gol Peppe Fazio, è il primo di una serie di tentativi sprecati dal Lascari Cefalù per andare a chiudere la partita. Qui minuto 88, l'azione con Pastorella la cui conclusione viene respinta dal portiere, prosegue l'azione offensiva del Lascari Cefalù con Mocciaro che se la porta sul destro, cercherà il tiragiro che sfiora il palo alla sinistra del portiere che sembrava battuto, poi in pieno recupero nuovamente Mocciaro la controlla in posizione regolare, se la riporta sul destro, riprova a calciare sul palo lontano ma la palla è ben più lontana dallo specchio. Infine al quinto minuto di recupero Pastorella, imbeccato direttamente dal rinvio con le mani di Mammano, si presenta a tu per tu col portiere, lo salta e deposita nella porta vuota il gol del 3-1, il gol che regala un'altra vittoria in casa, altri 3 punti al Lascari Cefalù che batte il Monforte San Giorgio e resta in scia alla capolista città di Villafranca. Da Sportiside è tutto, alla prossima!